Comunale di Aci Sant'Antonio, quarta giornata del campionato di promozione siciliana per il girone C, la gara approfondita dalle telecamere della Wisport è quella fra Aci Sant'Antonio e Ciclope Bronte, padroni di casa di mister Alfio Torrisi, reduce dal pari a reti bianche sul campo della Valdinisi a quota 7 punti in classifica, ospitava il Ciclope Bronte reduce dalla prima vittoria stagionale per 3-0 sul villaggio Sant'Agata. Grazie all'ausilio delle nostre grafiche scopriamo i 22 protagonisti di questa sfida. 4-2-3-1 per la compagine acese che si presenta in bianco-azzurro, risponde con un 4-4-2 quella rossonera del Ciclope Bronte, osservato anche al comunale di Aci Sant'Antonio. Un minuto di silenzio, dopodiché potremo passare a raccontarvi il film di questa sfida che si apre dopo appena 120 secondi con l'immediato vantaggio locale. Il cross infatti di Stefano Porto dalla destra trova la girata di Giacone che va a bucare i guantoni di Caggeggi per l'immediato vantaggio locale. Sono passati appena 2 minuti sul cronometro del direttore di gara ed è maturato il vantaggio dell'Aci Sant'Antonio con la firma del proprio numero 6 Giacone, che va a festeggiare con tutta la panchina al 14esimo. È già tempo del raddoppio infatti in volata di Musumeci che si presenta tu per tu con Caggeggi e lo batte con questo destro chirurgico e fa Aci Sant'Antonio 2 Ciclope Bronte 0 al quarto d'ora. Mette in cassaforte la gara la formazione di mister Alfio Torrisi, prova a reagire allora il Ciclope Bronte al minuto 22 con un tentativo tutt'altro che pericoloso da parte di Bonaccorso che prova a spostarsi il pallone col destro. Gulisano guarda la sfera terminare sul fondo alla sinistra della propria porta, ci riprova un minuto più tardi con questa bella azione, questa volta portata avanti da San Filippo che penetra in area di rigore, riesce però ad alleggerire la retroguardia bianco-azzurra. Spietato però l'Aci Sant'Antonio in avanti, minuto 33 infatti il cross dalla destra, ancora una volta torre aerea, arriva Di Stefano di prima intenzione, spacca la porta e fa Aci Sant'Antonio 3 Ciclope Bronte 0. Gara in archivio già in questa prima frazione, anche Di Stefano sul tabellino dei marcatori, uno sguardo al cielo per il numero 10 di mister Torrisi che va a festeggiare con i propri compagni di squadra, avrebbe l'occasione anche di andare sul 4-0 prima del termine la prima frazione di gioco l'Aci Sant'Antonio, ma qui esita un po' troppo Musumeci e spara addosso a Caggeggi che in qualche modo riesce a neutralizzare questa l'ultima emozione della prima frazione di gioco. Come già detto, squadre alla pausa sul parziale di 3-0. Sin qui le marcature di Giacone, Musumeci e Di Stefano regalano il triplo vantaggio alla compagine locale. Passiamo allora con le nostre immagini al film e la ripresa che si apre al 50esimo, il tentativo dal limite dell'area da parte di Leanza che va sul palo di Gulisano e lo colpisce. Interessante infatti il tentativo da parte del numero 17 rossonero, dall'altro lato ribatte però colpo su colpo l'Aci Sant'Antonio con questo doppio tentativo, prima Musumeci poi Panassidi sparano addosso a Caggeggi che si esalta in questo doppio riflesso. Inizia la girandola di cambio al 65esimo in campo Gulisano per Musumeci, un minuto più tardi l'azione solitaria di Borzi che penetra in area di rigore colpendo il legno alla sinistra di Caggeggi. Minuto 68 però arriverà il gol del poker per la formazione locale, atterrato infatti un giocatore biancazzurro in area di rigore sul punto di battuta del penalty, si presenta con il numero 8 Stefano Porto a tu per tu con Caggeggi, all'occasione di siglare il gol del poker spiazza il portiere rossonero e fa Aci Sant'Antonio 4 Ciclope Bronte 0, anche Stefano Porto sul tabellino dei marcatori. Aci Sant'Antonio così salirebbe a quota 10 punti in classifica. Entra intanto in campo al 70esimo Porti per De Carlo, seguono gli ingressi di Grasso e Marcà rispettivamente per Nicolosi e Porto. C'è ancora un'occasione al minuto 79 però con Gulisano che tira da pochi passi, salva tutto però Basile sulla linea. All'80esimo in campo anche Romeo per qualche scampo di gara a lasciargli spazio e Giacone, autore del gol dell'1-0. Minuto 85 però c'è un'occasione per il gol della bandiera del Ciclope Bronte, ma non ne vuole proprio sapere Alessio Gulisano e con questo riflesso felino mantiene la propria porta inviolata. Terminerà la gara con l'ultima occasione proprio allo scadere da parte di Gulisano, fuori di poco il suo tentativo col destro, segue solo il triplice fischio del direttore di gara Alberto Natale Amore. Aci Sant'Antonio vince su Ciclope Bronte per 4-0. Le marcature di Giacone, Musumeci e Di Stefano nel primo tempo, nella ripresa il gol del definitivo 4-0 ad opera di Stefano Porto. Un saluto allora dalla Wisport, appuntamento come al solito alla prossima.